E ciao a tutti ragazzi, welcome back to NBA 2K15. Quest'oggi vedremo un po' di iniziare una nuova partita per portare avanti la nostra grande avventura. Nella scorsa puntata abbiamo vinto e siamo saliti al primo posto, diciamo così, della nostra lega sud-ovest rispetto agli altri. Oggi vediamo di specializzarci in questa nuova partita contro gli Indiana Pacers. Troviamo una squadra molto ma molto adatta allo scontro, diciamo, diretto. Sono molto possenti anche a livello di fisico, quindi vediamo di giocarla. Marc Gasol alla sinistra e probabilmente George Hill alla nostra destra. Vediamo di partire. Spettacolo pre-partita, eccoci qua. Intanto troviamo i nostri grandi uomini al banco per modificare le formazioni e le marcature. Troveremo Michael Conley come playmaker, Lee come guardia, Prince come AP, eccolo qua, e Randolph nella posizione di AG. Per quanto riguarda Gasol come centrale, eccolo qua, 85. Poi vediamo anche le nostre sostituzioni. La squadra principale numero 1 di Memphis è disponibile, quindi possiamo partire ragazzi. Per quanto riguarda le marcature lasciamo perdere e procediamo. Benvenuti all'Indiana Pacers, stadio degli avversari, quindi siamo in trasferta ed ecco i Memphis si alzano immediatamente dalle loro panchine principali per iniziare a giocare. Le presentazioni ragazzi, il nostro caro amico, questo deve essere probabilmente Allen in panchina. Ah no, questi sono gli Indiana, scusate, dall'altra parte non ne conosco nessuno, una squadra abbastanza sconosciuta per me, però vediamo come giocheranno insieme. Eccoli qua ragazzi, i Monster. Mamma mia, i gigantoni. Vediamo un po'. Eccoli qua, entrano nel campo da gioco, si divertono un po'. Vediamo se dall'altra parte fanno vedere i Memphis, vediamoli. Probabilmente no, si fa vedere solo la squadra di casa, ma già si nota Zach Randolph, Marc Gasol, lì con le loro casacche in azzurro, più che altro blu. Eccoci qua. Ed ecco ragazzi che inizia la danza. Marc Gasol pronto a saltare. Siamo fuori casa quest'oggi contro i Pacers dell'Indiana. Eccoci, inizia il match. La palla nuovamente agli Indiana. Cercano di notare la situazione e avanzano. Il playmaker, vediamo un po'. Conley cerca di capire, di rubare la palla. Ancora studia la situazione del playmaker degli Indiana. Probabilmente tenterà un passaggio all'esterno dall'area. Randolph se lo fa scappare, ma lì, grande stoppata. Ecco che ripartono. Randolph cerca di passarla a Michael Conley. Michael Conley non va, attenzione, le hanno rubato il pallone. Vediamo un pochettino. Michael Conley cerca di recuperare l'errore. Gasol nuovamente, passaggio per Lee. Lee continua ad avanzare. Lee è solo, la prova a passare a Randolph. Attenzione Gasol, eccolo, Marc Gasol, tiro da lontano, non va. Ora ripartono gli Indiana, palla alla mano. Probabilmente tenteranno un canestro. E attenzione, saltano in 5. Rimbalzo difensivo preso. Attenzione, palla passa. Attenzione, schiacciatona. Punto dei Memphis. Assist di Gasol. Riparte Hill, analizza un po' la situazione, tenta il passaggio all'esterno. Ancora continua Prince. Fallo in allungo evitato. Ancora gli Indiana. Passaggio sotto mano, sotto gamba. Attenzione, West salta e Zach Randolph commette fallo abbastanza stupido perché era in una situazione molto difficile per segnare. Ecco, guardate un po' il fallo. Ecco qua, tocca proprio le mani. E solo 2 persone. Canestro, inteso come persona, e il ragazzo dei Pacers col baffetto, col pizzetto. Acciuff. Benissimo, vediamo il secondo. Anche questo non tanto acciuff, però. Passaggio a Lee. Si procede. Vediamo un pochettino Michael Conley. Attenzione, la palla per Zach Randolph. La palla per Zach Randolph non va. Maledizione, ancora continuano ad attaccare gli Indiana. Attenzione gli Indiana. Gasol, non va per sfortuna. Si continua. Ora i Memphis, passaggio per Michael Conley. Attenzione, la palla va a Zach Randolph che riesce a prenderla. Ancora Marc Gasol. Vediamo se la possiamo passare a Conley. Conley prova a inserirsi in mezzo nuovamente a Gasol. Gasol, era solo Gasol all'interno, bel colpo. Si sta muovendo bene. Pick and roll di Gasol questa volta. Guarda gli Indiana. Palla alla mano. Michael Conley si fa superare.
Attenzione, e tiro. E acciuff, anche questo. Purtroppo Michael Conley si è fatto superare. Vediamo un po', ragazzi. Ah, ho capito, perfetto. Passaggio a Michael Conley. Palla alla mano dei Memphis. Michael Conley, una finta. Se ne passa uno. La palla la passa fuori a Prince, che tramite un'altra finta riesce a entrare. Michael Conley da 3. Tensione, ribalzo offensivo, non va. Ancora continuano gli Indiana. Attenzione, saltano, passaggio all'interno. Olè! Di nuovo gli Indiana raddoppiano questa volta. Entrano a 8-4. Continua Conley un po' in difficoltà quest'oggi. Vediamo un po' se si può fare qualcosa. Attenzione, si chiama uno schema. Passaggio a Conley. Vediamo se possiamo entrare all'interno. Si perde la palla. Passaggio a Prince. Prince per Zach Randolph. Tenta il passaggio all'interno. Eccolo. Oh! Con una finta Zach Randolph, guardate. Grande schiacciate. Ripartono gli Indiana dall'altra parte. Palla alla mano. Ancora playmaker avversario. Passa in mezzo. Marc Gasol non riesce a bloccarlo. Purtroppo Michael Conley nuovamente lo stesso errore di prima. Ripartono. Passaggio questa volta per Marc Gasol, portatore di palla. Vediamo se lo può superare Marc Gasol. Attenzione, no, per Zach Randolph. Non va. Attenzione, ancora la palla per gli avversari. Vediamo un po'. Questa volta non lo devono fare. Attenzione. Ancora gli Indiana. Gli Indiana entrano. Marc Gasol. Passano a 12. Raddoppiano. Che è successo? C'è stato un time out? Non credo, ancora primo quarto. Michael Conley tenta di avanzare. Vediamo un pochettino, una bella finta. Passaggio a Prince per Zach Randolph, che tenta appunto di passare. Attenzione, forse si era liberato. Ancora non va. Passaggio diretto. La palla la passano. Ancora per Zach Randolph, può riuscire a entrare. Attenzione, ancora Zach Randolph sotto canestro. Oh, bellissimo. 8-12. Purtroppo abbiamo sbagliato un paio di cose, ma continuano i Memphis. Adesso gli Indiana, nuovamente palla alla mano. Conley. Vediamo di marcare. Attenzione. Zach Randolph, bellissima. Vediamo di ripartire. La palla a lì. Bella. Fallo, ti prego. Non va. Finisce il primo quarto. 8-12, ragazzi. Se volete poi i quarti li aumentiamo di durata. Non voglio fare gli highlight delle partite perché a me piace giocare le partite tutte in una volta senza tagliarle. La partita deve essere tutta unica per vedere tutto quello che succede. Se a qualcuno di voi non piace può anche passare avanti, però io le voglio giocare tutte le partite dall'inizio alla fine senza tagliare niente, farvele vedere tutte soprattutto. E ripartono, la gara riparte con Catalyst questa volta che sostituisce Conley. Vediamo se riesce a entrare, la passa questa volta a Carter, pieno di energie. Carter per Zach Randolph. Si prende un bel fallo. Aveva tentato il terzo tempo. E Zach Randolph, forse un nome, una garanzia. Caspita. Attenzione, come si fa a sbagliare? Non si capisce bene quando tira la mano in alto. Vediamo. Meno male, uno l'ha fatto. Ci manca una tripla per ritornare al pari. Ora continuano gli Indiana. Avanzano gli Indiana. Ancora. Ma Marc Gasol, mamma mia, salta su Kufus. Ah, non è... Ah, perfetto. Non era Gasol. Si assomigliano però un pochettino. Avranno la probabilità. Siccome è il computer, li faranno sicuri i tiri liberi. Sicuramente saremo sempre un paio di punti sotto. Ancora gli Indiana. Vediamo un po' quello che fanno. L'arbitro al solito ci mette una vita prima di dare la palla. Eccolo, Waston. Lui è il canestro. Chi la spunterà? Waston. Vediamo un po'. Eccolo che lancia e la palla entra, ovviamente. Solo Zach Randolph può sbagliare una palla di quelle. Speriamo di un errore in quest'altra. Niente, proprio sono diretti. Palla per Allen. Si parte. Attenzione. La palla per Kufus. Saggio, ancora Zach Randolph. Può essere libero. Zach Randolph. No, ma come fa? Quando si sbagliano queste palle, ragazzi, la partita è viva che si perde. Avete visto? Era sotto canestro e l'ha sbagliata. Attenzione. Kufus contro il playmaker. Vediamo un po'. Attenzione. La palla ancora qua. Vediamo. Ecco, gli Indiana riescono a entrare. Maledizione, mi è scappato nuovamente. Siamo a 9-16. Attenzione, ci hanno quasi raddoppiato di nuovo. Vediamo di passarla. Ecco, la palla nuovamente va a Catalyst prima dell'intervallo.
No, meno male che c'è Kufus per Zach Randolph. Sotto canestro, bellissima questa volta. Punta della squadra Zach Randolph, le fa tutte lui. 5 punti sotto ancora. Gli Indiana vanno palla alla mano. Catless tenta di gestire un po' la situazione. No, gli scappa. Attenzione. No! E bella azione degli Indiana. Sì, sono bravi questi ragazzi, più bravi di quelli di prima. Sempre 7 punti sotto. Catless avanza, non è molto bravo nelle finte, infatti si impastura. Attenzione, Zach Randolph. Passaggio. Carter. Non va, neanche rimbalzo offensivo. E qua ragazzi ci hanno distrutto. Vediamo un po'. E niente, vanno addirittura a 20 su 11. Memphis in grave difficoltà oggi. Passaggio per Zach Randolph in avanti. Attenzione. Vediamo se possiamo avanzare. Passaggio nuovamente per Zach Randolph. La palla la perdono di nuovo, impossibile. Sono molto forti questi, attenzione. Vediamo. La palla questa volta, grazie a Dio, è riuscita ad andare via. Carter per Zach Randolph. Zach Randolph, bellissimo. 13 a 20, sempre 7 punti sotto. Ancora gli Indiana con un grande vantaggio. Avanzano. Palla nuovamente a Carter. Vediamo un po' Carter. Carter cerca di evitare. Attenzione. Bellissima. Attenzione, la palla va immediatamente ad Allen. Attenzione. Attenzione. Bellissimo. Altro colpo, 15 su 20. Dobbiamo continuare così. Ci vorrebbe una tripla. Ci vorrebbe una tripla di Michael Conley. Catless. Attenzione, Catless. Catless. Rimane Catless. La lascia solo e farà la tripla. Meno male. No. Attenzione. La palla bellissima. Presa. Allen. Allen continua ad andare in avanti. Allen. Attenzione, Carter. Non va. Attenzione, Allen. Sotto canestro. Allen. No, ma ragazzi, avete visto. Vediamo se possiamo avanzare. Vediamo. E ancora niente canestro. Le squadre sono un attimino in bilico. Zach Randolph. Se ne passa uno. Mamma mia. Altro colpo dei Memphis. 17 a 20. Cos'era quell'icona della G? Cos'era ragazzi? Aspettate. Dove sono io? Ecco Allen. Eccolo qua. Vediamo di tentare. Attenzione. 22. Attenzione, si fanno sentire gli Indiana. Hanno capito che non si vogliono fare mettere sotto. E ancora continuano. Attenzione Allen. Passaggio per... No. Attenzione ancora a Gasol che tenta la palla. Randolph non entra. Attenzione. Ancora Indiana con Catless. No. Catless. Vediamo se riesce a marcare ancora gli Indiana. Cercano di entrare dentro. Ancora niente. Sta finendo il tempo. È bloccato. Lo vuoi vedere che lo fanno? Ma dai, l'hanno fatto. Avete visto? No, forse è finito il tempo. Che fortuna. Era finito. 17 a 22. I Memphis riducono un po' lo svantaggio. Ma adesso vi lascio alle informazioni dell'intervallo. Allora mettiamo Conley, Michael Conley, Zach Randolph lo lasciamo e mettiamo Gasol al posto di Kufus. Benissimo. Ragazzi, dobbiamo vincerla questa partita. Si riparte dalla metà campo dei Memphis. Oggi fuori casa. Michael Conley. Attenzione, la passa a Carter. Ancora per Michael Conley. Continua. Attenzione, lo buttano a terra. Quello è solo. Allen non va. Attenzione, voleva tentare il tiro da 3. Ora continuano. Carter. Vediamo se gliela può prendere. Attenzione, blocco degli avversari. E Carter fa un fallo personale. Purtroppo la palla riprenderà dall'esterno.
Gasol, vediamo se può intercettare qualche passaggio. No, per un pelo. Ancora George, farlo personale, la palla in Memphis. Bellissima. Vediamo un po'. Ecco, dalla metà campo nostra. Dove siamo? Gasol passa a Michael Conley che avanza. Michael Conley. Vediamo un po'. Passaggio a Carter. Ancora Michael Conley. No, avete visto? Attenzione, ripartono. Ancora l'Indiana. Un po' di nervosismo nell'area. Vediamo se riusciamo a prendergliela. Attenzione, quando sbatte la palla a terra non va. Ancora tentiamo di marcare. L'Indiana entrano all'interno. Stavolta l'hanno fatta. Niente ragazzi. Dobbiamo fare una tripla. Una tripla ci vuole. Tripla di Michael Conley. Continuiamo. Eccoci all'interno. Zach Randolph. Zach Randolph. Zach Randolph. Vogliamo Zach Randolph. Proviamo fuori. Allen. No. Ma è impossibile. Io voglio tentare. No ragazzi, l'hanno fatto. Niente. E gli Indiana vanno avanti perché purtroppo noi tentiamo tiri da 3 inutili che non entrano. Ancora continua Michael Conley. Memphis oggi in grave difficoltà. Attenzione. Ancora Gasol. Tenta di sfondare, la passa. Attenzione a Zach Randolph che non va. E ancora. E il canestro balla avanti e indietro. 19-26. Attenzione Gasol. Ormai era troppo avanti per riuscire a rientrare. Vediamo un po'. Saltano in 10.000. Il rimbalzo ha alleato. La palla va ad Allen che procede dritto. La palla va a Gasol che è solo. L'avete visto? Si sono alzati tutti. Mamma mia. Attenzione. Niente. Ancora gli Indiana 28-19. Sono quasi 10 punti sopra. Siamo quasi alla fine. Niente ragazzi. Memphis oggi in grave difficoltà. Non riescono ad andare bene. No, andiamo tutto bene. Tutto va bene, la tattica va bene. Dobbiamo essere più concreti. Ancora Michael Conley. Continua, se ne passa uno. Prince, ti prego. Bellissimo. 21-28, sempre 7 punti sotto ragazzi. Sostituzioni, marcature in posizione difensiva. No, punti d'enfasi. Facciamo proteggi l'area. Qui mettiamo. Alcuni vanno a duro rimbalzo, altri corrono. Perfetto. Procediamo così ragazzi. Vediamo quello che succede. Avanziamo ancora gli Indiana. Palla alla mano. Michael Conley. Vediamo se riesce a prendergliela. Stackey prova a entrare. Eccolo Stackey. Vuole fare tutto da solo. La passa al playmaker. E quel playmaker. No! Sempre colpa del nostro Gasol che non è entrato bene. Vediamo se possiamo ripartire. Michael Conley. Ancora. Eccolo qua. No, sbatte contro qualcuno. Attenzione. Vediamo se possiamo passarla a qualcuno. Ma eccolo Gasol. No, ma perché queste cose complicate? E niente, ancora gli Indiana fanno punti uno dietro l'altro. I Memphis restano a 21. Ragazzi, la partita mi sa che può essere già finita. Rimane solo un quarto e la vedo dura, ma Michael Conley, attenzione, la sfiga al solito si mette di mezzo. Non riusciamo a fare un punto. Ancora. Si continua. Eccoci. E loro ne entrano uno dietro l'altro. 34-21. Mamma mia. Ancora, andiamo avanti. Sono più di 10 punti sopra. Si continua a procedere dritti. Michael Conley questa volta con la forza riesce a metterlo. 11 punti sotto. Ci servono un paio di triple ragazzi per recuperare. Vediamo un po'. Ancora gli Indiana. Questa volta non devono fare punto. Non devono fare punto. Salta Michael Conley. Ancora rimbalzo. Rimbalzo offensivo preso. Impossibile così ragazzi vincere. Abbiamo sbagliato troppe cose in questa partita. Andiamo avanti con Lee. No, vedete ragazzi questi passaggi sbagliati. Io l'idea era giusta, la volevo passare a quello lì, gigantone, però non è arrivata, maledizione. Ancora Conley cerca di andare in avanti. Attenzione, bella questa. Attenzione, la passiamo a Gasol. Ma perché anche questi passaggi stupidi? Maledizione, guardate questo. E finisce ragazzi il quarto. Siamo 13 punti sotto, la vedo dura a recuperare. Rimane l'ultimo quarto. Sempre 2 novembre. Vediamo un po' se può entrare qualche tripla. Zach Randolph ci serve. Vediamo di metterlo qui.
E andiamo fuori casa questa volta. Ancora loro, Indiana, procedono a 36 punti contro 23. Eccoli qua. Rimane l'ultimo quarto. Attenzione. Eccoli che procedono. Ehi, eccolo, ovviamente per Michael Conley. Vuole cercare di bloccarlo. Loro perdono un po' di tempo e gli sta finendo l'azione. E ancora niente rimbalzo. La palla va a Zach Randolph. Nuovamente a Zach Randolph. Fallo su tiro. Bella azione però. Il problema è che adesso i tiri liberi non entrano. Vediamo un po'. La palla è solo di Zach Randolph. Eccolo. Mamma mia, è leggermente in ritardo, però l'abbiamo entrato. Vediamo se ne possiamo fare un altro. Fatto anche questo. 25-36. 11 punti sotto. Vediamo qua, una tripla serve. Una bella tripla. Michael Conley. Bloccato. Fallo su tiro di lì. Buonissimo. Ho sbagliato il tasto perché ho saltato. Attenzione, vediamo questo. Le fanno ovviamente. Vediamo un po'. Ancora tiro avversario. Fatto. Sempre 13 punti sotto per i Grizzlies. Vediamo un po'. Michael Conley tenta di andare avanti. Passaggio, attenzione. Ancora, tenta fuori. Eccolo. Michael Conley. Tripla. 28-38. Bellissima. Continuiamo così. 3 minuti ragazzi. Ancora Michael Conley. Eccolo qua. Gli avversari non riescono a fare niente. Palla a Michael Conley. Passaggio a Zach Randolph. Ancora dentro Michael Conley. È fatto anche questa. Solo 8 punti sotto ragazzi. Bellissima, continuiamo così. Ora mancano solo 2 minuti però. Questo è il problema. Finito, time out. No, io voglio rimanere così. Perfetto. Gasol. Vediamo se Gasol riesce a intercettare qualche bel pallone. Mamma mia, per quanto. Dove sono io? No. Ecco, perdo di vista tutto. Mamma mia, passaggio a Zach Randolph che continua nei riguardi di lì. Passaggio a, eccolo qua, Michael Conley. Ancora lì, il contropiede svanisce. Zach Randolph. E niente, l'ha sbagliato. Rimbalzo offensivo neanche. Mamma mia. E ovviamente gli Indiana approfittano dell'errore per portarsi avanti sempre con 10 punti di vantaggio. Vediamo un po'. Punto d'enfasi. Ritmo. Più che il ritmo medio. Tiri a volontà. Vediamo di mettere contendi ribalzi offensivi. Attacco pick and roll. Proviamo così ragazzi. 2 minuti per 10 punti. Michael Conley avanza. Vediamo un po'. Possiamo passare qua in mezzo. Ed eccolo. Zach Randolph la mette. Sempre 8 punti sotto. Molto difficile. Dovremmo difendere in maniera proprio impenetrabile in questo minuto. Ma è difficile. È difficile. No, avete visto per quanto? L'errore è sempre mio, che voglio marcare a uno e non ci riesco mai. Ragazzi, mi sa che la partita ormai è andata. Noi continuiamo fino alla fine. Avanziamo in ogni modo, vedete. Cerchiamo di mettere un po' di vantaggio, però con un minuto alla fine la vedo difficile. Ancora Prince. Gasol. Ora la passa a questo in mezzo. Allen si muove dall'altra parte. Fallo personale. Si riparte. Ancora i Memphis. Passaggio per Michael Conley. Si continua ad andare in avanti. Vediamo un pochettino. Passaggio dietro. Vediamo in mezzo se c'è qualcuno. Fuori chi c'è? C'è Allen. Non va. Rimbalzo offensivo. Ma perché Allen? Pessimo tiratore. Mannaggia da fuori. Niente, loro adesso cercano di perdere un po' di tempo. L'ultimo minuto della partita. Andiamo. Conley. Attenzione, ancora Conley. Qua fuori. Tenta di fare qualcosa.
Ma perché riescono a prendere tutti i rimbalzi offensivi? Noi non ne riprendiamo uno, maledizione. Vediamo di andare. Ancora Conley, palla. Vediamo se possiamo procedere. Zach Randolph. Passaggio fuori. Ancora per Michael Conley. Dai. Niente ragazzi, quando le partite sono destinate... No, niente, oggi non entra niente, mi dispiace. Si tenta ancora qualcosa. 25 secondi alla fine. Niente, ancora si va. Attenzione, Zach Randolph. Vediamo se possiamo prendere quest'altra. Attenzione, ancora in mezzo Gasol. Uoi, entra ed esce. Ancora, e ovviamente interferenza al canestro di Gasol. Hanno fatto il punto probabilmente. Mamma mia, ancora si continua. 12 secondi alla fine. Si tenta tutto per tutto, ma ormai la partita è finita. Si ingarbuglia il nostro amico con le finte. La nostra squadra, ragazzi, non è granché a fare finte. Attenzione ancora. Vuole prendere il pallone. Fallo in allungo, la tiene lì. Perdiamo, ragazzi, di 12 punti. Mancano 0,5 alla fine. E la partita finisce qui. I Memphis perdono per 12 punti contro gli Indiana. Fuori casa, partita difficile. Ce l'abbiamo messa tutta, ma non ce l'ho fatta. Avete visto, ragazzi, abbiamo sbagliato tantissime cose. Anche le triple non entravano. Ne abbiamo tentate un paio, ne è entrata una sola. Allen, tiratore oggi davvero pessimo. Allen ha fatto almeno 3-4 tiri da 3, tutti sbagliati, che se li avesse entrati tutti davvero avremmo avuto la vittoria. Comunque ancora non è niente di perso, perché il campionato è ancora lungo. Comunque, grande partita per Zach Randolph. Vediamo un pochettino. I Pacers si sono rivelati forti contro i Grizzlies. Non mi importa degli altri. Vediamo un pochettino. Panoramica della squadra. Siamo scesi al terzo posto con una vinta e una persa. Ho capito. Va bene. Ragazzi, mi sa che così può bastare. Ci vediamo alla partita contro i nostri Hornets, Charlotte, e vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Ciao a tutti!